Sono nato a Revignelago, visto che mia nonna era allevatrice e che negli anni 30, 40 e 50 fino all'inizio del 60 ha fatto l'allevatrice comunale. Come tanti dei residenti di quegli anni e nati in quegli anni sono nato qui, sono geometra, ho un contratto di collaborazione e di lavoro con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la Federazione Italiana Sci Nautico, e da 10 anni sono vice sindaco di questo comune, periodo che mi ha permesso di acquisire una certa capacità e autonomia e conoscenza di quello che è la macchina amministrativa e burocratica dell'amministrazione pubblica. Allora, i punti caratteristici o che identificano il nostro territorio, il comune di Revignelago, sono tre. Erano due in origine, ora sono tre. C'è il Livelet, che è una recente istituzione da parte della provincia del comune e gestito dalla Proloco. Ci sono i laghi, però i laghi, vista la mia attività, sarebbe stato troppo banale, e c'è questo luogo che è il santuario di San Francesco da Paola. Perché qui? Perché qui mi sono sposato, perché questa è la cartolina del paese. Io sono del paese, ho sposato una persona del paese e qui anch'io ancora risiedo. Mia moglie è scesa dalle gradinate per raggiungermi in questa chiesa, perché domina Revine, è parte di quello che è quasi la proprietà della sua famiglia, e io la sento in parte mia, visto che qui ho passato una gran parte della mia vita e continuerò a passarla. Il turismo a Revignelago è molto importante, però prima di pensare al turismo bisogna pensare a come accogliere i turisti che vengono sul territorio. Tutti gli interventi che sono stati fatti in questi anni e quelli che sono in programmazione servono a questo. Il nostro è un turismo di tipo itinerante, cioè vuol dire che viene, si ferma, passa alcune giornate e poi prosegue per quella che è la sua strada o la sua passeggiata. Lo sviluppare i percorsi montani, quindi il trekking, il mountain bike, i percorsi alternativi, cioè le uscite a cavallo, le passeggiate attorno ai laghi, penso che questo sia il punto sul quale noi dobbiamo spingere, proporre. L'albergo diffuso è in partenza, ci sono dei primi posti che lo fanno qui sul nostro territorio, deve essere sviluppato e portato avanti appunto questo tipo di turismo, cosa che si può fare con l'aiuto di tutti, con quegli interventi necessari, minimi e indispensabili. Allora, la nostra proposta viene da quello che è il nostro passato. L'amministrazione alla quale io ho partecipato, quindi l'amministrazione Zardet, non ha incrementato in nessun modo i metri cubi di calcestruzzo sul territorio. Anzi, abbiamo cercato di recuperarlo, di andare a sistemare tutti quei vicoli all'interno dei borghi. Altre opere sono in programma, come la pavimentazione della piazzetta di San Matteo, come il recupero di Vicolo Erto, e questi sono gli interventi che noi riteniamo indispensabili per recuperare quello che è il centro abitato. Per quanto riguarda l'ambiente bisogna salvaguardarlo com'è, implementarlo, quindi andando a creare quelle culture compatibili con la nostra particolarità e peculiarità di territorio, come le piante officinali, come tutte quelle cose che possono abbellire un territorio che è già bello di sé e che va solo valorizzato per quello che è. In tale ottica si mettono anche, come dicevamo prima, quelle escursioni a cavallo, quelle gite in montagna, quei percorsi su per i sentieri, che praticamente vanno solo a valorizzare quello che è il nostro territorio, che deve essere salvaguardato e mantenuto. Ora, gli anziani sono il 60% dei residenti del comune di Revignelago. Cosa fare per loro? Abbiamo cercato di realizzare per loro anche una sala di ritrovo nella frazione di Lago, vicino a dove c'era l'ex asilo di San Giorgio. L'abbiamo recuperata, gli abbiamo messo a disposizione questa stanza in modo che si possano trovare per poter condividere opinioni, idee e quant'altro sentono la necessità di dover fare. Qui a Revine c'è già una sala anziani, ma gli anziani noi vorremmo recuperarli anche nei confronti dei più giovani, cioè lo scambio tra giovane e anziano, tra culture diverse, è molto importante. Utilizzarli anche per quello che sono le attività dei giovani, quindi farli partecipare alle attività
giovanile in senso molto più ampio, scolastica, della scuola materna, e incrementare quelli che sono i servizi che già diamo loro. Noi abbiamo due scuole, abbiamo la scuola materna o scuola dell'infanzia, che è la scuola Patrioti Brigata Piave a Lago, che è una scuola parrocchiale alla quale il Comune ha sempre e continuerà sempre a dare sostegno, forza, contributo per quanto possibile dalle casse comunali. E poi abbiamo le scuole elementari, che noi abbiamo sopportato e supportato in tutti i modi disponibili, dando e investendo in modo sostanzioso. Abbiamo anche, ci siamo inventati per poter dare un servizio alla cittadinanza, ci siamo inventati un dopo scuola che garantisce ai ragazzi la possibilità di rimanere a scuola fino alle 4 tutti i pomeriggi del lunedì al venerdì, avendo sia un'ora e mezza di attività scolastica che attività ludiche, dalla pallavolo alla musica alla scuola calcio. La scuola è il nostro futuro, i ragazzi sono il nostro futuro, su loro vogliamo investire. Revignano è un comune che ha 2250 abitanti, dai 2002 ai 2300 abitanti. Rimanere isolato o non rimanere isolati. La legge imponeva un'unione di servizi entro il dicembre dello scorso anno, dicembre 2013, spostata, prorogata a giugno 2014. Il Comune ha fatto quei passi indispensabili in questo primo passaggio per permettere di rispettare quelle che erano le previsioni della legge, quindi ha associato i servizi con Follina e Cison, alcuni, con Tarzo e tutti i 5 comuni della vallata, altri. Si parla molto di unione di comuni, fusione, queste sono tutte cose che devono venire e che devono passare attraverso una sensibilizzazione della cittadinanza. È facile dire ci fondiamo con o ci uniamo con. Prima bisogna capire cosa vuol dire, come si fa e cosa comporta per i cittadini, anche dal punto di vista del risparmio. Il Comune di Revignano ha realizzato in questi ultimi 10 anni 13 milioni di euro in opere, senza incrementare il disavanzo comunale. Al fine dicembre 2014 avremo lo stesso disavanzo che avevamo 10 anni fa. Siamo sempre rimasti all'interno dei parametri che ci impone la legge, abbiamo previsto e organizzato le nostre opere pubbliche in modo tale da poterle sviluppare negli anni e farle negli anni. Non abbiamo incrementato nessun altro tipo di spesa, abbiamo ridotto tutte quelle che sono le spese di rappresentanza, che sono portate a zero da parte degli amministratori, che girano il territorio, partecipano a riunioni, incontrano personalità sempre a spese proprie, senza andare a ricadere sulle casse del Comune. Sono sicuro che con la nostra amministrazione riusciremo a portare avanti le opere. Allora io chiedo un voto di fiducia agli abitanti di tutta Revignano, non solo di Revigna, di Lago, di Santa Maria, perché io appartengo al territorio, sento questo territorio come mio. Ho fatto 10 anni di gavetta all'interno dell'amministrazione per imparare quello che è la macchina comunale e ancora molto ho da imparare. È vero che ho fatto 10 anni di amministrazione, ma l'amministrazione che io mi propongo di portare avanti è un'amministrazione che è anche composta da ragazzi nuovi, che hanno una visione completamente diversa di quella che è l'amministrazione pubblica. Per questo io chiedo ai nostri cittadini, ai miei cittadini di votarmi. Votare una persona che ha dimostrato con i fatti, perché quanti si sono rivolti a me presso la sede comunale non possono dire di non aver trovato disponibilità, mi votino per quello che sono, per la disponibilità che ho, per l'umiltà che penso di avere e per la voglia di imparare che ancora ho e di servire e di dare del mio meglio a questa comunità.